La Pro Favara implementa e rafforza il settore giovanile e dà il via al progetto Vivaio Giallo-Blu, con l'obiettivo di creare nel giro di pochi anni un vero e grande settore giovanile per la valorizzazione dei giovani calciatori locali. Il progetto Vivaio Giallo-Blu è stato presentato durante una conferenza stampa tenutasi presso lo Stadio Brucoleri, coordinata dal responsabile area comunicazione Giuseppe Episcopo, alla presenza del direttore generale Gino Mendolia e del dirigente Claudio Bosco. La società gialloblu ha così presentato ufficialmente il nuovo allenatore della Juniores, Carmelo Trupia, che darà forza al progetto gialloblu. Il giovane tecnico favarese sarà alla guida dell'Under 19 per la stagione 2023-2024, cercando di costruire una formazione competitiva. L'obiettivo è quello di creare nel giro di pochi anni un vero e proprio settore giovanile per la valorizzazione dei giovani locali, a partire dalla categoria dei più piccoli con le attività di base, ovvero la fascia di età 6-8 anni. Mister Trupia sarà coadiuvato dai collaboratori Gero Trupia, già fisioterapista della prima squadra, e Alessio Castronovo, entrambi laureati in scienze motorie. Responsabili della Juniores, che cureranno anche la parte amministrativa, quella della comunicazione, saranno i dirigenti accompagnatori Rosario Sorce e Salvatore Doro. In ragione di ciò, venerdì prossimo, 23 giugno, allo Stadio Brucoleri è stato organizzato uno stage per i ragazzi nati negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, con l'obiettivo di individuare i giocatori che faranno parte della rosa dell'Under 19. La Pro Favara intanto effettua due bei colpi nel calciomercato. In porta arriva Lamin Cesai, classe 97, proveniente dall'Oratorio Marineo. Il portiere, originario del Gambia, si è dimostrato un vero e proprio talento tra i pali. Nelle ultime stagioni del campionato di eccellenza, per molti addetti ai lavori, è stato tra i migliori portieri in attività in Sicilia. Alla Pro Favara arriva anche il bomber Antonio Cannavò, 31 anni, messinese. I numeri degli ultimi 10 anni parlano da soli: 276 presenze tra eccellenza e Serie D e 161 gol fatti. L'allenatore della Pro Favara, Gaetano Catalano, adesso si trova un attacco veramente atomico, con i riconfermati Lapiana e Retucci, il duo Lucarelli-Cannavò, che lo scorso anno in due hanno realizzato con la città del Taormina 25 gol.